Domenica 22 febbraio registriamo la terza sconfitta a causa sempre del solito golletto malandrino e fortunato. L'arbitraggio non è stato favorevole, ci hanno negato un rigore, ma abbiamo avuto quasi tutto il secondo tempo per tentare di recuperare, non ci siamo riusciti. Abbiamo visto un bel gioco, ci abbiamo provato un'infinità di volte, ma la palla per vincere le partite deve andare dentro. I gol mancano da troppo tempo e non si può continuare a dare la colpa alla sfortuna. Cerchiamo di essere più precisi nelle conclusioni, giocando così sicuramente le cose miglioreranno. Dirige l'incontro il signor Kyriak, coadiuvato dai signori Camon e Cauzzillo. Comincia il primo tempo, batte il San Giovanni. La prima azione pericolosa del San Giovanni, Berardo dalla sinistra del campo fa un retropassaggio per Lunardoni, gran tiro che Marastoni mette fuori di poco. Reazione Santa Lucia, Ambrosio mette la palla per Fiero che la passa a Varano, Varano lancia Ziviani sulla sinistra del campo, cross verso il centro e tiro di Varano che spella la traversa. Ed è ancora il team che attacca, Olivieri la mette per Soave, Soave scambia con Varano, poi la palla arriva a Ziviani che tenta di passarla ma il suo tiro è messo fuori da Coctali. Sul successivo calcio d'angolo c'è uno scambio Belfanti-Olivieri e tiro di Belfanti per Ziviani che mette a lato di testa. E calcio d'angolo anche per il San Giovanni, Peritore respinge, poi si innesca una mischia, la palla arriva a Lunardoni che la alza per Menini che tira al volo, la manda alle stelle. Rimessa da fallo laterale di Ambrosio, dopo 2-3 ribattute la palla arriva a Pasini, il suo tiro deviato da Coctali finisce a fondo campo. Sul successivo calcio d'angolo Olivieri riceve palla e fa un gran tiro che colpisce Nardi e finisce a lato. E adesso è Varano che la mette per Ambrosio che la restituisce, altro passaggio di Varano respinto, poi recupera palla, fa questo tiro che esce di un niente alla destra della porta di Bonato. Poco dopo è Ziviani che recupera palla su Girianda, Bisogno fa il portiere e lo ferma in questa maniera, per l'arbitro tutto regolare. Calcio d'angolo di Olivieri per Ambrosio che si invola sulla destra del campo, centra, Varano tira, Bonato mette fuori. Traversone per Coctali, il suo tiro è ribattuto, giunge a Lolato che la mette alta sulla traversa. Rimessa lunga di Peritore, colpo di testa di Soabe, Viero e Varano che fa una cannonata che supera la traversa. Rimessa lunga del San Giovanni e tocco di Ballarini per Menini che la mette per Marastoni, ma c'è fuorigioco e l'arbitro ferma l'azione. Dopo questa mischia, ripartenza del San Giovanni, Bisogno lancia Marastoni sulla sinistra del campo, gran cannonata respinta da Peritore. Servizio di Olivieri per Ziviani sulla destra del campo, tiro verso Soave, c'è uno scontro, un fallo, l'arbitro estrae anche il cartellino giallo.
ed è ancora Olivieri che serve Ziviani sulla destra del campo, colpo di tacco all'indietro per Pasini che la mette per Nardi la passa a Varano che tenta questo tiro che esce a lato. Non c'è tempo per la rimessa, l'arbitro fischia 3 volte e chiude il primo tempo. Comincia il secondo tempo, la battuta del Santa Lucia. Classica di discesa sulla sinistra del campo, Ambrosio per Ziviani che si porta a fondo campo e fa un traversone che attraversa tutta l'area ed esce a lato. E adesso è Nardi che conquistata palla fa un traversone per Ziviani, controllo e poi si libera del difensore, si lancia verso fondo campo ma viene steso e finalmente un giallo anche per il San Giovanni. E punizione di bisogno per Ballarini, gran tiro per il Torrevola ed è via. Ed è ancora San Giovanni, Ballarini conquista palla e lancia Cardone che tira al volo e alta sulla traversa. Rimessa lunga di Bonato, la palla ribattuta arriva a Marastoni sulla destra del campo, crossa verso il centro, Cardone la sfiora, Ballarini la insacca. Alla ripresa è il Santa Lucia ad andare vicino al gol. Nardi conquista palla, la mette per Soave che lotta con i difensori e la dà a Varano, gran tiro che Bonato respinge. E la pressione del Santa Lucia continua, Nardi per Ziviani e gran tiro ma è alto sulla traversa. Adesso è Ballarini che batte questa punizione, colpo di testa di Dollato, la palla spela la traversa. Tiro di Ambrosio dalla sinistra del campo, Soave e Fiero vengono atterrati in area, poi la palla esce a fondo campo. Punizione per il Santa Lucia battuta da Olivieri, bella parabola ma la palla non si abbassa e se sfiorando l'angolo. Discesa Varano Ziviani sulla sinistra del campo, cross, Belfatti un po' in ritardo, colpisce male, la palla a fondo campo. Punizione di Olivieri e colpo di testa di Viola che la palla colpisce la traversa, poi esce a fondo campo. Cross di Arduini dalla destra dell'area, Porcelli e Andrei lottano, Bonato raccoglie. E adesso è Riva che lancia Ziviani, è atterrato in area in questa maniera, per l'arbitro nessun problema. Ed è ancora Santa Lucia, Porcelli per Varano e Cannonata che attraversa tutta l'area ed esce sul fondo. Siamo verso la fine, la lucidità comincia a mancare, Varano servito da Riva, questo tiro esce abbondantemente a lato. E ancora Santa Lucia, cross di Arduini, un difensore la mette di testa sopra la traversa anticipando Viola. Sul successivo calcio d'angolo Viola colpisce di testa, poi serve Nardi che spara una bordata fuori misura. Ultima azione del Santa Lucia, Arduini serve Riva che la mette per Pasini. Gran tiro che Bonato blocca a terra. E ripartenza del San Giovanni, Cardone a terra Olivieri, ma l'azione prosegue. Poi su questa conclusione
dalla destra del campo che è segnalato, l'arbitro fischia e chiude la partita.